alle istituzioni presenti, ringraziamo l'assessore Bernardo per la sua presenza, che la manifestazione che si svolge su questa scalinata oggi non è un'unica manifestazione, si sta manifestando in tutta Italia. Davanti a Montecitorio oggi manifesta il terzo settore, ovvero l'insieme dell'associazionismo, manifesta anche la cooperazione sociale, manifestano tutti coloro che hanno a cuore la vita delle persone con disabilità, che vogliono alleviare la vita delle famiglie senza una pesantezza inaudita e che vogliono rispondere a quello che noi nella maglietta diciamo chi nega i diritti. Chi nega i diritti deve dare delle risposte ed è a loro ovviamente che ci rivolgiamo, quindi ci rivolgiamo al governo del nostro paese, ci rivolgiamo al presidente della regione Veneto, ci rivolgiamo ai comuni dove siamo residenti perché cerchino di fare quello che è umanamente possibile fare e che le finanze oggi permettono, perché sappiamo che anche i comuni sono pesantemente presi dai tagli del governo e anche dalle riduzioni effettuate dalla regione. La regione eroga meno fondi ai comuni di quelli che sono stati erogati l'anno scorso. Lo eroga attraverso il fondo istituto, lo eroga per esempio in meno riducendo, ed è una cosa che ci interessa molto, riducendo i fondi destinati al servizio di trasporto ai centri educativi, tanto per fare due esempi. Ma i tagli che sono stati operati e che non permettono l'erogazione piena di servizi importanti come il sostegno scolastico, l'integrazione, come i servizi formativi per l'inserimento lavorativo, come l'assistenza domiciliare e le forme di assistenza innovative, cioè i progetti di vita di assistenza personalizzata, i progetti di vita indipendente, di promozione dell'autonomia, di aiuto personale. Ci sono le liste di attesa nei centri educativi, ci sono le persone che vivono nelle comunità alloggio che devono vivere meglio di quanto vivono oggi e dobbiamo fare il possibile perché chi ha dovuto ricorrere per forza, per causa maggiore alla residenzialità possa veramente vivere e non sopravvivere e che non sia rinchiuso all'interno della comunità ma che possa vivere come tutte le altre persone anche la vita della città. Questo lo diciamo per le persone che frequentano i centri di studi, lo diciamo per le persone che frequentano le comunità alloggio, lo diciamo per le persone che hanno bisogno di assistenza domiciliare, di tanti modelli di assistenza personalizzata soprattutto. La battaglia per la domiciliarità la mettiamo all'attenzione sempre di tutti noi e delle istituzioni la necessità di finanziamenti per potenziare i servizi domiciliari. Dobbiamo fare in modo che le persone possano vivere a casa propria, che le persone possano vivere nel loro quartiere e nella loro città e per fare questo servono finanziamenti. I finanziamenti attuali sono inadeguati. Il fondo regionale per la non autosufficienza che è stato istituito alcuni anni fa non viene adeguatamente potenziato, eppure era la stessa regione che sosteneva che servono i finanziamenti e bisogna ricercarli all'interno dei bilanci, tagliando le spese inutili, e ce ne sono tante di spese che possono essere tagliate, e potenziando invece i servizi che sono destinati alle persone e che possono permettere sollievi per le famiglie. Guardate, le persone di famiglia oggi non ce la fanno più, eppure ogni tanto a queste persone e a queste famiglie si chiede ancora di contribuire al costo dei servizi e dobbiamo cambiare veramente questo modo di pensare, anche in tempi di crisi economica. Si sta parlando in questi giorni di una nuova manovra economica e si adombrano altri tagli ai servizi. Anche in tempi di crisi il nostro resta comunque un paese ricco e anche se si continua a dire che vi sono molti rischi, questa ricchezza può permettere l'erogazione di servizi maggiori, può permettere veramente il potenziamento dei servizi. Servono scelte ovviamente, servono scelte e volontà politica da parte di coloro che devono costruire i bilanci e fare in modo che quei bilanci rispondano alle nostre necessità. Noi non possiamo andare all'ULSS e chiedere per esempio un servizio di assistenza personale e sentirci dire che ci sono pochi soldi e che non si può erogare un servizio di più. Non possiamo sentirci dire che mancano i centri educativi e quindi magari è
bene che qualche persona che frequenta il centro educativo riduca i giorni di frequenza di quei centri. Non possiamo sentirci dire, laddove c'è bisogno di residenzialità, i posti mancano, e che quindi bisogna aspettare. E che quindi, insomma, quello che abbiamo chiesto alla Regione è di potenziare i servizi sociali, di potenziare i servizi destinati alle persone con disabilità, di sollevare le famiglie dal compito difficile e immane di cui sono gravate. Oggi questo deve essere nella testa di tutti coloro che amministrano la cosa pubblica. Se ci sono tagli da fare, questi non possono colpire le persone con disabilità e le persone anziane non autosufficienti. Anzi, diciamo che bisogna comunque, anche in tempi di crisi, lo ribadiamo, potenziare i servizi. Noi oggi siamo qui ad evidenziare questa necessità e lo facciamo nell'unico modo in cui siamo possibili, in cui è possibile, dobbiamo renderci visibili con quelle magliette. Sapete perché c'è scritto? Chi nega i diritti cancella le persone? Perché il governo di questo paese deve definire per dettato costituzionale i livelli essenziali delle prestazioni sociali, cioè deve dire quali sono i diritti delle persone, i diritti esigibili, per i quali non serve andare a supplicare, ma siccome è un diritto vado in comune e a quel diritto deve essere data risposta. È la Costituzione che dice al governo di fare questa legge per definire i diritti delle persone con disabilità. Ma se non bastasse la nostra Costituzione, c'è anche la Convenzione internazionale sottoscritta dall'ONU che lo dice. Questo governo non lo fa. Si sottrae ai propri doveri istituzionali. Deve definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali ed assistenziali, quindi ci sono responsabilità che salgono all'indietro. Questi livelli essenziali delle prestazioni non vengono definiti. Non solo, come non bastasse, il Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, che era di 400 milioni, è stato azzerato, non c'è più neanche un euro. Sono stati tolti di mezzo i fondi destinati alle persone con disabilità e alle persone anziane non autosufficienti. Come non bastasse, sono stati tagliati anche i fondi, anche i finanziamenti per l'altro fondo, che era definito il Fondo per le politiche sociali, il Fondo Nazionale. Che cosa significa? Che alle regioni e ai comuni arrivano meno fondi. È evidente quindi che sulle regioni grava una grande responsabilità. Le regioni, e la regione Veneto, nel proprio bilancio deve tener conto di questa difficile situazione e deve trovare le risposte necessarie, perché non possiamo farne a meno. Non possiamo togliere il centro diurno non possiamo negare qualche ora in più di assistenza domiciliare a chi ne ha bisogno, non possiamo negare alle persone che possono il progetto personalizzato di assistenza, non possiamo negare gli aiuti alle famiglie. Quindi comunque, indipendentemente dalle difficoltà di carattere economico, queste risposte devono essere date e noi pensiamo che nei bilanci dei comuni, delle regioni, come quello ovviamente dello Stato, queste risorse possono essere trovate. Ci vuole un'azione comune. Mi rivolgo all'assessore Bertacco, che è persona sensibile ed attenta alle nostre problematiche. E all'assessore Bertacco dobbiamo ragionare insieme e discutere approfonditamente delle questioni. Dobbiamo trovare il modo di dare le risposte che oggi mancano. Noi abbiamo apprezzato l'intervento dell'assessore e molte delle affermazioni che da lui sono state fatte in questi mesi e sappiamo che l'assessore oggi è in difficoltà a causa dei danni che colpiscono famiglie e persone. Quindi c'è questa naturale alleanza tra comuni, persone, associazioni e famiglie che deve tradursi però in interventi adeguati. E gli interventi adeguati sono quelli che danno le risposte alle famiglie e alle persone. È un'impresa difficile, ma dobbiamo farcela, perché dipende il nostro futuro, dipende la nostra vita. Non dobbiamo sopravvivere, vogliamo vivere, non dobbiamo essere costretti a sopravvivere, ma a vivere. E vivere con dignità. Dobbiamo far capire che alle persone
alle famiglie ci ha chiesto, è stato chiesto tutto il possibile e immaginabile. Non si può chiedere niente di più può essere chiesto alle famiglie, neanche un euro, non si può chiedere di più partecipare alla spesa, perché già le famiglie pagano, e pagano doppio e triplo, e pagano in tanti modi, perché lo sapete anche voi che cosa significa non andare a lavorare, essere costretti a fare le cose che ben conoscete, costretti. Quindi chi si trova a fare i conti con una condizione di disabilità grave deve essere aiutato. A queste persone, a queste famiglie non si può chiedere nulla, è già stato chiesto troppo e dobbiamo partire da questo assunto. Siamo creditori di servizi. I nostri diritti sono stati negati e sono tuttora negati e rischiano perfino di essere cancellati. Allora vogliamo affermare con questa nostra presenza, come si sta facendo oggi in tutta Italia, i diritti delle persone con disabilità che sono sanciti costituzionalmente, che sono sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, ma che continuano ad essere negati. Allora noi oggi abbiamo questa manifestazione con una parola d'ordine che è esplicita. Negare il diritto alle persone con disabilità significa cancellare le persone. Noi vogliamo invertire questa situazione, vogliamo cambiarla, vogliamo che ci sia rispetto per le persone con disabilità, vogliamo che ci sia rispetto per le famiglie, vogliamo che la si smetta di fare per esempio delle verifiche assurde ed inutili all'INPS di Verona come a tutte le leggi d'Italia che non è questo, lo dimostrano. Sono solo spese 800.000 persone che verranno portate a verifica e che sono solo spese incredibili dello Stato e non risparmi. La caccia al falso invalido, che è una guerra alla criminalità organizzata, l'abbiamo avuto come dimostrazione anche in questi giorni. Le truffe sono un'altra cosa e vanno colpite severamente e bisogna fare in modo che chi truffa lo Stato venga severamente perseguito. Quindi le persone con disabilità sono un'altra cosa, non possono essere appaiate alla criminalità organizzata, i falsi invalidi non ci sono, lo dice l'INPS, che pure fa le verifiche, dice in questa regione come in tante altre regioni non ci sono falsi invalidi, casomai si può discutere di una percentuale meno di invalidità, ma questa è la discussione vera. Noi non ci sottraiamo altri verifiche reali, ma pensiamo che sia assurdo, per esempio, portare una persona di 65 anni con disabilità dalla nascita, con patologia conclamata, ad una volta dopo 65 anni, all'INPS è un'assurdità e una spesa, e queste spese cadono ancora più. Allora ci vogliono politiche serie. Al Comune di Verona, come alla Regione, abbiamo chiesto, chiediamo un tavolo di discussione permanente sulle politiche regionali di questa regione della provincia di Verona, e alla Regione chiediamo di discutere chiaramente perché ci sono problemi che devono essere affrontati e che necessitano di risposte. Quindi anche alla Regione chiediamo un tavolo permanente di confronto sulle politiche per la disabilità. E abbiamo anche il raddoppio finanziamenti erogati col fondo per la non autosufficienza regionale per le politiche sociali, in particolare quelle destinate alla disabilità e alla non autosufficienza. Questo fondo regionale deve essere raddoppiato, lo dobbiamo fare con la prossima legge di bilancio di previsione. Che alle ULSI e ai comuni arrivino i fondi necessari per poter erogare i servizi di cui abbiamo bisogno. Ecco, questa manifestazione vogliamo i nostri diritti, vogliamo che i servizi, soprattutto quelli essenziali, vengano resi esigibili e che a nessuna persona venga mai più risposto che non gli può essere dato perché non sono i soldi. Questo è una cosa deve cambiare e noi siamo qui per farlo. Questa dovrebbe essere una conferenza stampa, il taglio lo è. Allora adesso invitiamo l'assessore Stefano Bertacco che a farci visita in questo momento.
questo momento di වැඩක වගේ නේ ඉන්නේ. වැඩක වගේ ඉන්නේ නේද? Buongiorno a tutti, io tanto sono qui per il rapporto che c'è con tanti di voi, mi sembrava corretto. Forse non era tanto corretto allora, ma mi sembrava corretto esserci perché le difficoltà vostre purtroppo sono le difficoltà di tutti, anche come me che ha un incarico che amministrare, come il comune di Verona, vuole togliere poi le problematiche vere. Non abbiamo diminuito di €1 quello che è lo stanziamento per i servizi sociali, non abbiamo tolto nulla, anzi abbiamo un po' aumentato il momento delle difficoltà, comunque è stata una scelta per del Consiglio, da quando ci sono io, ma per il rapporto che ho con la Consulta, con le istituzioni, abbiamo sempre finanziato ogni anno con €50.000 come Comune di Verona i progetti di vita indipendente perché li riteniamo una cosa importante perché per davvero non vogliamo tornare indietro, noi siamo qui per andare avanti e quindi perché la disabilità deve essere un aspetto istituzionalizzato e quindi tornare con le vecchie idee di una volta. Noi abbiamo dato dimostrazione, ma soprattutto voi avete dato dimostrazione di quanto si può fare, allora tutti quelli che sono diritti acquisiti sicuramente non vanno toccati. Io colgo io faccio le leggi del sindaco per quanto riguarda la presidenza della conferenza dei sindaci, ne avremo una a luglio, quindi abbiamo già fatto l'ordine del giorno, ma nelle famose varie eventuali porterò la vostra richiesta di costituzione di un tavolo, perché sapete che anche nella struttura del bilancio regionale come conferenza dei sindaci noi più volte abbiamo sollecitato che ci fosse comunque un aumento dei fondi per quanto riguarda il sociale, quindi da parte mia totale disponibilità, totale vicinanza, perché credo che comunque qui al di là dell'aspetto di civiltà è anche un discorso di sensibilità che deve arrivare a Venezia, deve arrivare a Roma, ma deve arrivare soprattutto ai cuori delle persone che in questo momento sono state messe dai cittadini a governare, quindi da parte mia tutto l'impegno, tutto quello che potrò fare, che sarà nel mio potere di fare, lo farò, soprattutto mettendomi a disposizione e all'ascolto di voi tutti, perché poi credo che al di là degli aspetti ideologici, politici, quello che conta sia l'ascolto e la possibilità di condividere insieme un percorso che non neghi nessun tipo di diritto alle persone. Quindi da parte mia la vigilanza è totale, ma soprattutto è la collaborazione che io vi offro perché posso offrirvi quella e lo faccio sicuramente volentieri. Buona giornata a tutti. මේ මම ඔබට කතා කරේ මචං ඔබේ ගේ අඩු පිටාගේ නම්බර් එක පොඩ්ඩක් ඉල්ල ගන්න. Ogni dito mi capro da piccolo. Allora, එහෙනම් ඔයා ගෙදර යන්න කීයද? è stato detto tutto. La cosa che conta che sono i diritti delle persone con disabilità. Non dimentichiamo che quando si fa la disabilità sono anche, va bene, decine di migliaia di cittadini anziani che hanno grattarsi la rogna che si ritrovano. Associazioni che rappresentano forse perché abbiamo delle energie da spendere o quelle rendite, è vero, però la solidarietà, evidentemente io sono il presidente della consulta, non faccio altro che fare da capo rispetto a quelle che sono le esigenze delle persone con disabilità di tutti, soprattutto මෙහෙමයි. නෑ නෑ මම උඩ කෝල් එකක් දීලා මම අහගන්නවා. අවුලක් නෑ එහෙනම් මම උඩ දෙන්නම් හරියටම 6ට කෝල් එකක් දෙන්න 6ට. a restare della manifestazione perché si incavolano, non vogliono venire, hanno paura, quindi ඉතින් දැන් මේ මෙහෙමයි. se chiedono ඔබට පුළුවන් නම් දැන් මේ ඔය මේ මට SMS කරපුවා. quello standard, quella qua che vuol dire qualità, che vuol dire persone, vero? Vuol dire strutture, vuol dire persone pagate per fare il loro mestiere, lo possono fare bene. මොනවාද මේ ඉතින් මොනවාද විස්තර? මේ කුකුල් වැඩේ කොහොමද? මේ බිත්තරනේ දැම්මේ?
මේ පිටර අම්බානට අඩු නා නේද? තාම නම් ඉතින් පැටවුනේ නේද ඉන්නේ. Noi stiamo appoggiando ආණ්ඩුව මේ පරි වැඩ ඉන්න ගමන් උතන වැඩ කරනවා නේද? ඒකනේ වෙන්නේ කිසි වැඩක් abbiamo già chiesto al Presidente della Repubblica di chiediamo che sia istituita perché prima di fare i dati forse è il caso di vedere se ci sono degli sprechi. Dal 10 al 12% dei vari sprechi significa avere queste possibilità. Chiediamo anche all'assessore Bertacco appunto se comunque è disposto a partire magari per primo una costituzione di questa commissione di controllo e poi andando avanti vedremo cosa si riuscirà a fare con il nostro ufficio anche ඉදමක් ගන්න ගියාම ලක්ෂ 40ක් 50ක් යනවා. ඊට පස්සේ මේ තව අවුරුදු මේ එහෙම ඉස්සර වගේ මචං සල්ලි වල වටිනාකමක් නැහැ. දැන් මේ රටවල් වල හුත්ත හිටියට වැඩක් නැහැ. ඔව්. අපි දැන් මේ කොතර අම්බ කරලා ඔව්. ඔව් ඒක තමයි ලංකාවට එව්වට මාරු කරුවට හුත්ත වැඩක් නැහැ. Vorrei dirvi una cosa molto semplice. Prima di lasciare questa scalinata vorrei dirvi due parole molto semplici. Due parole molto semplici. Noi siamo qui stamattina per protestare. Non sappiamo cosa accadrà. Ma questo è solo l'inizio, si sta protestando davanti a Montecitorio, si sta protestando davanti al Palazzo della Regione, si sta protestando davanti alla Prefettura di Padova e di Vicenza, si sta protestando a Treviso e a Verona. Ma è solo l'inizio, perché alle porte c'è una manovra economica che potrebbe essere pesantissima al di là di quello che noi diciamo e di quello che noi vorremmo. Tutto quello che sentiamo dire in questi giorni non va nella direzione di quello che noi stiamo rivendicando. Non c'è l'attenzione necessaria alle persone con disabilità, per cui facendo questa manifestazione diciamo anche a noi stessi che usciamo a volte da un silenzio che è durato troppo a lungo, che siamo determinati ad uscire da questo silenzio, che vogliamo conquistarceli questi diritti. Guardate, non ce li regala nessuno, vogliamo conquistarceli. E quindi dobbiamo costringere chi di dovere a dare le risposte che vogliamo. Non possiamo accettare gli insulti che sono stati fatti in tante occasioni su di noi. Non possiamo essere definiti come quelli che sono il peso per l'economia. Per cui bisogna tagliare le spese sull'invalidità, detto molto genericamente, perché questo è un peso insopportabile, ci è stato detto da questi ministri, insopportabile per le casse dello Stato. Questo è un insulto, prima di tutto perché non è vero, ma anche perché è la dimostrazione che non si vogliono affrontare i problemi. Allora, noi vogliamo essere fiduciosi. Pensiamo che a forza di ripetere queste cose, coloro che governano il nostro paese, la nostra regione, i nostri comuni, comincino a riflettere un po' di più sulla questione disabilità e non autosufficienza, persone giovani, bambini, infanti, anziani, cioè su quello spettro di persone che hanno bisogno di servizi. Speriamo che riflettano un po' di più e che prima di dire parole senza senso riflettano a fondo
riflettendo su quello che stanno per dire e per fare. È per questo che alla Regione abbiamo detto: state facendo delle cose che potreste evitare di fare, come i 300.000 euro stanziati per favorire iniziative sulla identità veneta, tanto per citarne una. Sono centinaia di migliaia di euro che potrebbero costituire risposte per tante richieste non ascoltate. Ecco, non la faccio lunga, però dobbiamo essere consapevoli, in primo luogo noi stessi, che solo da noi e dalla nostra capacità di agire, quindi di essere qui stamattina, ma di andare anche laddove sarà necessario nel prossimo futuro, anche durante questa estate e anche nel prossimo autunno, perché vogliamo chiedere e fare in modo che le nostre richieste abbiano le risposte che meritano. Quindi sotto accusa metteremo certo la Regione se la Regione non raddoppierà il finanziamento, e già lo stiamo facendo, che riteniamo necessario per affrontare i problemi delle persone con disabilità. Potremmo dire è un'esagerazione, ma l'ha detto la stessa Regione, perché ogni tanto si lasciano andare e allora dicono che vogliono istituire un fondo per la non autosufficienza, e l'hanno fatto, per potenziare i servizi destinati alle persone con disabilità. Il problema è che dopo quel fondo che è stato istituito non viene finanziato e quindi i servizi alle persone con disabilità non vengono realizzati. Noi siamo d'accordo con la Regione Veneto quando dice che bisogna potenziare i servizi. Non siamo d'accordo quando la Regione non eroga i finanziamenti necessari, dopo averlo detto, per potenziare appunto i servizi di cui abbiamo bisogno. Noi manifesteremo, l'abbiamo fatto stamattina, lo si sta facendo a Palazzo Baldi a Venezia, e manifesteremo ancora finché queste nostre richieste verranno raccolte. Non possiamo fare diversamente, dipende dai finanziamenti del prossimo bilancio, dipenderà l'anno prossimo i servizi che noi riceveremo l'anno prossimo, ma dipende concretamente il nostro futuro, dipende un futuro, come vogliamo affrontare i problemi delle persone con disabilità oggi e domani. Se vogliamo costruire un'adeguata rete di protezione sanitaria e sociale, dobbiamo fare in modo che gli attori che devono costruire questa rete sanitaria e sociale abbiano i finanziamenti necessari per poterlo fare, perché resteremo sempre senza servizi. Io voglio dire solo una piccola cosa, scusate ho detto tutto, voglio parlare anche di bambini piccoli. Uno dei problemi che noi abbiamo oggi nell'ambito istituzionale e per il quale io fin dall'inizio ho lavorato dall'anno 75 in poi, era quello di ridurre le persone nelle classi, perché ci fosse la possibilità che le persone fossero inserite all'interno delle scuole materna, elementare, anche asilo nido, con l'aiuto delle persone di sostegno. Oggi le classi sono fatte da 30 persone, non viene negato il diritto alla persona piccola che poi diventerà grande, che poi avrà anche tutti gli altri problemi, di poter restare nell'ambito della sua famiglia, della società e del suo ambiente. Anche questo è un problema grosso che vi volevo sottoporre. Grazie, grazie a tutti. Aggiungerà il proprio punto di vista e altri elementi a quanto abbiamo finora detto. L'appello che vi voglio fare proprio di cuore è veramente quello che siamo trovati in tanti questa mattina. È stata un'iniziativa fatta velocemente, però le persone sono qui. Vogliamo fare in modo di moltiplicare questa presenza, di raddoppiarla, di triplicarla, dobbiamo diventare centinaia e centinaia. Siamo in tanti in questa città, sono centinaia le persone che frequentano i centri diurni dell'USD, senza contare quelli della 21 e della 22. Sono 6.300 le persone con disabilità che frequentano i centri diurni nella Regione Veneto. Sono 25.000
2000 le persone che ricevevano fino a molto tempo fa, poi vedremo l'assegno di cura, vuol dire che sono persone che hanno bisogno di servizi e di sostegno. Quindi di questi sostegni vi parla. Ciao a tutti, ciao a tutti. Io come molti di noi siamo un po' disagi oggi a dover confessare, diciamocelo francamente, non siamo abituati noi ad alzare cartelli e ad andare in giro, però purtroppo questa politica di tagli ci costringe a scendere in piazza anche noi come fanno tante altre organizzazioni. Ho piacere di vedere così tante persone, così tanti di noi uniti oggi. Dobbiamo esserlo anche prossimamente, anche in futuro, quando purtroppo saremo costretti a stare fuori in piazza. Io, guardate, 31 anni che sono seduto su una sedia a rotelle per muovermi. Ho fatto un sacco di cose nella mia vita. Cose che non ho quasi mai fatto è scendere in piazza come oggi. Purtroppo siamo costretti a farlo e lo faremo nel futuro. Ciao a tutti e grazie a tutti. Facciamo anche, nei pochi minuti che ci restano, un po' di microfono aperto. Purtroppo quelli con le cartine sopra sono stati a fare ma se qualcun altro vuole fare una testimonianza, vuole esprimere il nostro sostegno, dimenticavo tra l'altro che anche le organizzazioni sindacali unitarie, la CGL, l'UGL che ha parlato di più Pasquale, si è fatto intervenire prima, hanno espresso il loro sostegno sulla nostra iniziativa. Ovviamente speriamo che siano anche da fare molto di più quanto hanno fatto fino a questo momento. E su questo tra l'altro cercheremo di fare in modo che le organizzazioni sindacali siano presenti a tutte le nostre iniziative. Abbiamo chiesto di conti, che hanno già risposto e nelle prossime settimane avvieremo proprio confronti sul merito della manifestazione. Prego. Unione Italiana Ciechi. Due parole soltanto. Io sono uno di voi, sono dell'Unione Italiana dei Ciechi e dell'Unione Nazionale del Volontariato con Ciechi, quindi dell'ONU. Sono qui con voi perché ho accettato di non andare a Roma proprio per essere a Verona. A Roma naturalmente sono andati altri, ma non potevamo noi mancare in questo momento. Perché se è vero che dicono che la nostra situazione di disabili visivi, di persone non vedenti, non è poi una situazione così grave come ho sentito dire da qualcuno dei dirigenti, credo che sbaglino moltissimo, non soltanto perché è grave, ma perché viene aggravata soprattutto dai diritti soppressi, vengono tagliati i nostri diritti e di questo che ci dobbiamo rendere conto e in questo senso dobbiamo gridare la nostra indignazione. Non possiamo più sostenere questi tagli, non possiamo più accettare di essere considerati delle persone che vanno soltanto a piangere e a chiedere. Non abbiamo solo bisogno del buon cuore, abbiamo bisogno anche di una mente fertile, di un intelletto aperto, di una coscienza che rispetti la Costituzione e che rispetti le leggi stesse che lo Stato e la Regione e anche ai comuni sono state date. Noi abbiamo firmato un protocollo di intesa con l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con l'UPI, l'Unione Nazionale delle Province Italiane, che spendono molto per le sagre e per le fiere, ma spendono ben poco per quelli che sono i bisogni effettivi che abbiamo tutti noi. Vi ringrazio, questa mia vuole essere stato soltanto non uno sfogo, ma una presenza viva in mezzo a voi, in mezzo a noi, perché noi tutti siamo un corpo solo, un'anima sola che si proietta per ottenere ciò di cui ha particolarmente bisogno e di cui ha diritto. Grazie.
rappresentante dell'Unione Ciechi sono totalmente condivisibili e evidenziano una cosa: in tutta Italia oggi manifestano tutte le associazioni, anche quelle che storicamente avevano avuto dei conflitti, oggi manifestano tutti. Quali sono state le politiche che hanno innervosito, fatto arrabbiare l'insieme delle persone con disabilità e le famiglie? Le politiche del governo sul sociale, questi tagli assurdi, incredibili, a cui deve essere posta decisamente fine. Il senso dell'unità di tutte le associazioni è proprio questo. La CVD, per esempio, che è qui presente, è un'altra associazione che sta protestando con noi. Ciao a tutti, sì, io sono di GPD ma anche di APPD, Associazione Promozione Persone Down. Volevo solo dire che i dati che ha dato il Presidente, dietro a questi numeri ci sono persone che votano e quindi quando è ora di votare dovremmo chiedere proprio ai candidati quali intenzioni hanno nei riguardi del sociale, nei riguardi delle persone disabili. Perché siamo importanti, dietro ogni figlio, dietro ogni ragazzo disabile c'è una famiglia, ci sono delle persone che votano. Quindi la forza di essere uniti è molto importante, proprio perché i politici molte volte ragionano in questo senso, solo a numeri diciamo, ma dietro ai nostri ragazzi ci sono persone che lavorano, diamo lavoro a molte persone, quindi trovo molto importante che prendano in considerazione questo aspetto, oltre all'aspetto della risorsa, perché molti dei nostri ragazzi quando sono insieme a persone normodotate insegnano una visione della vita che in questo momento a livello sociale manca, quindi vediamoli sempre come un aspetto di risorsa e forse anche i politici, che qua ce ne sono forse pochi, speriamo che ci guardino in televisione, forse si devono rendere conto di questi valori che stanno alla base di ogni persona, in particolare delle persone disabili che hanno questo mondo interiore che non si vede e che è molto importante che venga valorizzato. Se qualcun altro vuole dire ancora qualcosa? Vorrei dire due parole intanto vi potete togliere la maglietta e vi